arte mi sia, e ora zio. Il primo anagramma è per Artemisia, il secondo un nostro sberleffo ad un padre, Orazio, poco papà, per quanto gentileschi. La reputazione di questo, compagnone di bagordi di Caravaggio ed affari con Agostino Tassi, un paesaggista apprezzato in Vaticano, che tra le tante malefatte condanne mai eseguite s'accoppiò con Artemisia sedicenne, il cui corpo ormai adulto in un'opera di lei, come vediamo, venne utilizzato sia dal Tassi che dal padre quale modella di nudo. Certo non in un ambiente principesco, aperto su stelle dorate, ma in una stamberga che fungeva da abitazione e studio e che ospitò per mesi il Tassi, il violentatore. Invero, Artemisia avrebbe accettato la palma del martirio in cambio di un matrimonio riparatore, ma saputo che lui era già sposato, potendo, lo avrebbe sgozzato. Sposò un toscano e tra Firenze, Napoli, Roma vissero forse felici, forse solo contenti, comunque generando eredi. Le virtù e debolezze umane, postume, ci deprimono, per cui guardiamo le opere di lei, che superò ogni maestro. È il di lei padre Orazio, l'opportunista osservatore, tardo manierista, in questa curiosa conversazione con un Sebastiano dalla gola arrossata, di cui salviamo la barba di San Francesco. Questi, con la stessa barba, è sorretto da un angelo dal piede faunesco, mentre in quella di Caravaggio l'equilibrio delle figure e il contrasto tra il bianco angelico delle ali ben contrastano con il buio dell'Eterno. Orazio rimedierà perché oltre a dipingere dal vero, bravo era anche nel copiare. Confrontiamo l'angelo di San Matteo con quello del buon Orazio, con fiocco beneaugurante, perché per noi ha alte probabilità di precipitare. Passiamo ad un confronto a tre. Nel cesto c'è la testa. L'opera è compiuta. Giuditta sfinita s'appoggia alla serva, infossando goffamente il collo, e guardano chissà dove. Caravaggio registra il delitto in diretta. Lei opera in scioltezza e la serva è pronta a ghermir la preda. Artemisia e la serva agguantano il nemico e superano Caravaggio in realismo, seppur con grazia da macellaio. Cambiamo genere. Cleopatra. La modella è indubbiamente Artemisia. La scena è racchiusa da un sipario rosso, lo stesso che usa Caravaggio nella morte di Maria, allorché usò quale modella una puttana forse annegata nel Tevere. Ben altro spessore dell'immagine, dei personaggi, del movimento. Non la spoglia. Il nudo femminile non era il suo forte. Rivediamo Artemisia, che si dipinge quale Danae,
che, socchiudendo l'occhio in attesa di Giove, raccoglie le monete d'oro conoscendo il valore del suo corpo. In Danae, Orazio supera se stesso. Sulle monete è coniata la testa di Giove e, delicatamente, le cadono in testa anziché nell'appropriato e più ambito ventre. Ma quel che stupisce, più che il nudo, sono le stoffe dai colori chiari, di una morbidezza palpabile. Danae alza gli occhi al cielo. Orazio frequentò Guido Reni, che affermava più o meno che di Madonne con occhi rivolti all'insù ne aveva un repertorio inesauribile. Artemisia ne fece uso per Cleopatra, che essendo pagana non avrebbe avuto motivo di volgere preghiere al cielo, non fosse per sognare in attesa dell'amato. Ci piace concludere con lei che pudicamente, sentendosi lodare, lusingare, invita a desistere dal parlare e per quanto sapendosi nuda non si perita di coprire le pudenda. Modello di modella, forse un po' monella, secondo un epitaffio giocoso. Col dipinger la faccia a questo e a quello, nel mondo m'acquistai merto infinito. Nell'intagliar le corna a mio marito, lasciai il pennello e presi lo scalpello. Non si sa né si può dire, così fan tutte, signor Mozart.